tornai a Televignole. Televignole non è solo casini, robe che non va, storie brutte. Per noi che ha anche spazio per la cultura, per la poesia per esempio. E ancora volessi proprio contarvi una bella poesia. La poesia di uno dei nostri poeti di Vignole, si chiama Gianni Moccheralì. Non ho avuto, a dire la verità, tanta fortuna con queste poesie. Adesso da qualche banda in Thailandia a farsi massaggiare la schiena, si ha problemi alla zona bassa, come così che aiuta la sposa, ma adesso ne la poesia che la si intitola Il Cunelotto. Guarda che piccinino, e mi guarda col musino, dai che il par quasi ingatim. No, mi sa che è colpa del vino. Guarda che adesso mi saluta con la sotella che ho il naso, e che il par che mi dica star che al caldo le mezzo basso. Cunelotto ti chiama, ma te sei pieno di pelle, non ti scampi dalla mamma, ma sa che sei proprio bello. Ah, quegli occhi piccoli, che mi guarda con timore, non ti fago niente creatura, perché ti scappi come un nuvolo. No, scusa. Sì, dal Marosi stasera, sì. Polenta Cunè, sì, con telefonare, sì. Noto, no? Sì, anche i fuochi, sì. Ascolta, sono in televisione, ti chiamo dopo, ciao, scusami. Non so che sono lì a organizzare stasera. Antos, dove ti arrivai? Porcunel, così piccolino che ti vuoi starmi vicino. Ma vecchi, sta tranquillo. Cosa che è? Ma dillo. Non ti puoi stare tutti i giorni sul divano con la querta e ti incremenisci lì, è una noia quasi certa. E chi che ti fa le coccole come un po' piccinino, non ti conto mai frottole, sono tuo amico, sto dal pino. Scusami. Ma no, ti ho detto, sì, Polenta Cunè, la specialità dei Marosi. Ma sì, degli anni che fa Polenta Cunè, no? Sono con i nostrani che sta Dio, ma sì, noi di coppa quando gli ammassa vecchi, no, carne tenera, alle 8:30, va bene, dai che cosa fare, così. Insomma, caro bel Cunelotto, non sta tortola però, col vin bianco e in dadot ti sarebbe mancati, de mo, salve.